una puntualizzazione la devo fare per quanto riguarda la Forza del Sud. Io ho letto un articolo in cui invitava Gianni Limoni e quanti all'interno del PDL a passare con la Forza del Sud. Questa Forza del Sud è nata con un progetto che decide a passare con Forza del Sud. Quanti volessero passare con Forza del Sud? Vorrei non essere d'accordo. Per questo io ho capito dall'articolo, cioè di Bernardo Forza Sud per un motivo ben preciso, quello di portare avanti quelli che sono i principi importanti che riguardano la nostra Sicilia, le rivendicazioni importanti, economiche, finanziarie, strutturali, infrastrutturali, che adesso la nostra Sicilia, come c'è sicuramente grande carenza e grande imbarazzo da parte del governo centrale. Forza del Sud si è sposato a pieno questa problematica nostra siciliana e con consenso, io direi, del nostro partito si è staccato in autonomia, in buona pace, in buona tranquillità. Se ne è parlato all'interno del partito in maniera molto forte, molto positiva. Ma è continuare ancora oggi a insistere sulla questione dei consiglieri, perché opera del nuovo partito, se un nuovo partito da un altro, come lo vanno sono gli amici aderenti all'interno del partito del stesso. Ma dopo l'operazione deve seguire un'altra strada, deve avere un altro indirizzo, deve cambiare rotta, cioè deve catalizzare attorno a sé altre persone solamente degli altri partiti che non si rifanno a quello che sono le cose importanti della nostra Sicilia, fare nuovo di attrazione, crescere come anche il partito del centrodestra con le stesse ovvie intenzioni, siccome ha espresso il passaggio di Antonio dall'altra parte, di tanto sono gli stessi possono cambiare sempre, giusto, ma ancora oggi insistere a fare un vero e invitare i consiglieri del PDL a passare, aiutare una cosa, insomma, significa che non trova granché dall'altra parte, significa che non ha seguito dall'altra parte, significa che è poco polo di attenzione per gli altri, non esprime nulla di nuovo. Questo è un male a ricordarsi verso quel partito che l'ha formato come sindaco, come deputato del centro legislatura, e anche al segretario provinciale di questo nuovo partito, che su un piatto dove hanno mangiato bene cercano di creare delle problematiche non indifferenti per il PDL, che è il partito di dovere, non certo partito regionale o provinciale come adesso si manifesta. Questo è un inciso sull'articolo di ieri che ha fatto questo partito del Sud, l'invito che ha fatto ai consiglieri. Si sapeva che era uno, ha fatto un qualcuno, poteva evitarlo, perché c'è una situazione un po' particolare. Chi non ha letto il giornale questo non lo sa, chi ha letto il giornale queste cose non lo sa. Ma passiamo a un'altra cosa, quello che interessa a noi, quello che è successo qui a Friuli. Si è parlato sempre, si parlava sempre, avevamo un'aspirazione, ormai un'amministrazione che veramente fosse propulsiva per il nostro paese. Io non dico che i sindaci precedenti non abbiano fatto assolutamente nulla, ma c'è adesso un'amministrazione del 2000, vero, del terzo millennio, che lavorasse sul serio sulla problematica del nostro paese, della nostra gente, che affrontasse chiaramente i problemi che oggi ci sono ovunque, ma comunque affrontarli, se non altro, se non li sono, ma affrontare il sacrificio, vedere l'impegno per affrontare queste cose. Questo non è stato, perché a mio giudizio questa, così come viene scritto, è un'amministrazione fallimentare. Non dico che ci ha portato in giù, perché guardate, dire che ci ha portato in giù offenderei i partiti che ci sono sempre stati, le regole importanti dei partiti, offenderei anche quegli uomini che si sono battuti per la nostra democrazia, per il nostro paese, che hanno costruito la nostra Italia e anche a Florida si sono sacrificati per formarla, per amministrarla e per dare qualcosa che ancora oggi insiste sul nostro territorio di Kosovo, ma fatta da quegli uomini che interpretavano le regole dei partiti, quindi neanche indietro che c'è portato. E neanche posso fare un paragone né con Ortisi né con Curro di Rosso, e in particolar modo Curro di Rosso, un giovane preso dalla società civile che non si era mai interessato per quello, ma un consigliere, ma che è stato 4 anni e mezzo a lavorare sodo e a creare qualcosa di positivo. Io se devo pensare a quello che lei in questi 4 anni ha fatto, io mi creda, faccio uno sforzo immane, dico, ma che ha fatto? Scusi, io quanto questo ha letto in maniera devastante la nostra
Com'è finita? Non se ne parla più, una torcia che, non lo so, produceva non so 14.000 gradi, insieme all'altra volta del sole, non so che cosa volesse fare. Sì, grande innovazione, l'abbiamo sentito, ci abbiamo venuto, ci ha fatto parlare OCN anche di quello di Catania, no? Non so se di Catania, grande professore di studio. È iniziata adesso che non è finita. Ha trovato la discarica chiusa, ma voi sapete il nostro sindaco, se lo facciamo parlare dalla discarica, ragazzi, ci pare di sentire la qualsiasi, di Costa Ciccia, Costa Gialla, Costa Verde, la qualsiasi, il problema è un altro. Non è riuscito a trovare un percorso alternativo per aprire la discarica a tutt'oggi. Non è che è venuto a fare il sindaco ora che ci propone. 4 anni di sindagatura, 4 anni, era chiusa 4 anni fa ed è chiusa oggi. Non è cambiato, però appena si alza e risponde, poi vedrete che è preparatissimo per fare un piegato comunale, un dirigente. Ragazzi, di una preparazione incredibile, io l'ho visto parlare, perché molte volte l'opposizione dell'ora, diciamo, l'hanno interrogato, ragazzi, appena ci dice la spazzatura, parla, non la finisce, però la discarica è chiusa. È vero, il nostro rapporto si è concluso. Non ci sono più margini per andare. Lei aspetti che l'ho segnato, il 27 di febbraio del 2009 ci ha portato in aula per gli accertamenti ICI del 2003. Noi preventivamente avevamo fatto una riunione di maggioranza, cosa che mai in tutti questi 4 anni, se ci sono state 2, 3, 4 riunioni di maggioranza, una di queste c'è stata. Siamo usciti dalla maggioranza d'accordo per votare questi accertamenti ICI del 2003, perché non ci trovavamo nulla. Ci mancherebbe altro gruppo, si devono ancora prendere questi soldi da qualche parte, per uscire per prendere 10 importanti. Veniamo in aula e veniamo a conoscenza, ma in aula, non nella riunione di maggioranza. E non solo il funzionario ha detto, sapeva che nel dischetto c'erano degli errori e quindi delle mancavolezze che erano i foglietti che arrivavano a noi, mancava il terzo foglio, quindi la distribuzione. Ma quando io avevo impiegato al funzionario ho detto, sa il sindaco di questa manchevolenza fatta da questa ditta? La risposta sapete quale fu? Sì. Ho detto in quella cosa, in quella riunione di consiglio comunale, che era grave politicamente, ha un significato. Ha un significato. Noi facciamo una riunione di maggioranza. Tu, sindaco, che lo sai, non lo devi dire. Ma che ti deve per questo? Noi andiamo in consiglio comunale pronti a difendere questo ICI del 2003 contro non so quali attacchi della sinistra, e io so in aula che tu sai che è sbagliato. E mandi, pur sapendolo, ai cittadini di Floriglia questi accertamenti. Provi il documento a una persona, a 2 persone, a 3 persone. Sei contro questo. Gli abbiamo detto ritira in autotutela. L'unica cosa che potevamo dire è con 200 persone che erano sedute qui. Certo, su questo non ti seguiamo e non ti abbiamo seguito. Non ti abbiamo seguito neanche quando hai fatto la discriminazione, quando lei ha fatto la discriminazione sulle associazioni artistiche, che non abbiamo votato l'altra volta, discriminandone 2 a vantaggio di una, creando dei grossi problemi. Si può plantare se volete risolvere il problema. E neanche quando c'è stato l'inserimento dell'articolo 22, mi pare che sia, o 20, del nostro regolamento per dare delle sovvenzioni agli sbandieratori. Addirittura si è verificato, guardate, lo dico per ricordarlo, qualcosa che non si era mai verificato, gli speculanti facevano i consiglieri ormai per professione, mai in una commissione. Si presenta un assessore mandato da sindaco che dice l'amministrazione, a parte che l'amministrazione in italiano ha un significato,